Questo è un tragitto che pochi conoscono, è l'itinerario dei 100 giorni. Arriveremo al Paese degli Angeli. Un sentiero ci porterà al Rifugio dei Lupi per poi visitare il castello medievale, passando per uno spettacolare canyon dai colori sorprendenti. Stiamo per raggiungere una strada incredibile e presto ne conosceremo l'intrigante storia. Il nostro itinerario parte proprio da qui, siamo a Tovena, nel comune di Cison Valmarino. Questo è un bellissimo paesino perché viene chiamato il Paesino degli Angeli. Siamo direttamente nella piazza di Tovena. Qui, davanti a queste elementari, dove ci sono queste ali, c'è una buchetta dove potete trovare la mappa, che è come una mappa del tesoro, e vi farà vedere il percorso per arrivare a ben 80 quadri, 80 installazioni, tutte qui in paese. Questi angeli animano questo piccolo paese. Tra le porte delle vecchie case si affacciano abitanti che sembrano appartenere ad un'altra dimensione. Ci lasciamo alle spalle il bellissimo paesino di Tovena e si percorre il fondovalle, bello anche in bicicletta. La direzione è Passo San Boldo. Alle mie spalle si trova l'inizio di una strada dalla storia davvero intrigante. Eccola, qui siamo a Passo San Boldo e la strada viene chiamata anche Strada dei 100 giorni. Questa strada racconta una storia dove la guerra ha aiutato alla sua costruzione. Quando gli austriaci decisero di far transitare da questa parte uomini e mezzi per la grande offensiva del Solstizio, si trovarono davanti ad una mulattiera malmessa che ne rallentava il passaggio. Decisero quindi che la strada doveva essere rifatta e nel più breve tempo possibile. Per la costruzione arruolarono la gente del posto, principalmente donne, ragazzi e anziani, che lavoravano a ciclo continuo. Gli uomini infatti erano già tutti in guerra. È la strada dei 100 giorni, si chiama così perché è stata costruita in soli 100 giorni. È assolutamente incredibile, è un gioiello dell'ingegneria. La strada fu completata nel tempo record di 100 giorni, ma dagli austriaci non fu mai utilizzata. Ma noi abbiamo percorso questa strada per arrivare al rifugio sospeso dei Lof. Il percorso per arrivare a questo bellissimo rifugio parte direttamente dopo il ristorante Laris. Il sentiero che stiamo percorrendo è il 991, è ben segnalato, potete vedere che troviamo dei cartelli con bivacco da questa parte. Dopo circa 1,5 chilometri la strada è diventata sterrata, è stata sempre più o meno in salita ma abbastanza fattibile. Ora qui sono arrivato ad una casera e vedo il sentiero che si inerpica piano piano su una montagna. Il rifugio che stiamo raggiungendo è il rifugio dei Lof. Lof in dialetto della zona significa lupi, quindi è il rifugio dei lupi. Dicono che viene chiamato così proprio perché in questa zona, quando venne costruito, si aggiravano dei lupi. Qui non ci sono più, però si possono trovare dei cervi, delle volpi, dei tassi, insomma tanti animali che soprattutto alla mattina presto, si possono avvistare proprio qui in questa zona. Siamo quasi arrivati alla cima della montagna, la testimonianza della bandiera italiana che qui sventola. Il rifugio Lof è in quella direzione, mancheranno più o meno 40 minuti, quindi apprestiamoci alla salita, ma guardate dietro come si è aperto il panorama e che bello è! Questo è il rifugio. Allora c'è una carriola, c'erano delle seghe per fare legna e qui c'è dell'acqua
per lavare i piatti. Super fornito davvero, è un bellissimo posto. Andiamo dentro, ci sono le pentole, c'è il fuoco ancora acceso, dei ragazzi sono stati qua questa sera e qui c'è persino la bombola, non so se si vede, con il gas, bellissimo, mentre sopra c'è il soppalco dove si dorme. Andiamo a vedere. È giunta l'ora di lasciare il bivacco dei Lof per un altro incredibile posto qui vicino, il Canyon variopinto, Brent dell'Art. Ci spostiamo di poco meno di 10 km verso nord per raggiungere il paese di Trichiana. Un consiglio è quello di parcheggiare davanti al cimitero per poi intraprendere il sentiero subito dopo sulla destra. Eccoci ragazzi, siamo arrivati all'inizio del sentiero. Qui in bicicletta non si può passare, come abbiamo letto nel cartello precedente, e iniziamo questo giro. Qui dice che ci vorrà circa 1 ora e 30, il 2-3, 1-5, anello Brent dell'Art, 1 ora e 30 di percorrenza. Andiamo. All'inizio questo sentiero si presenta con questa pavimentazione cementata che ci porta giù fino in fondo a quella valle lì. Guardate che panorama che abbiamo qui. Hanno costruito dei gradoni cementati e sono ben riparati. Ci stiamo avvicinando all'acqua, questo rumore inconfondibile qui verso valle. Guardate in che splendido posto ci troviamo, questo canyon è stato scavato direttamente dal fiume che con centinaia di migliaia di anni dall'ultima glaciazione ha scavato questo canyon portando alla luce queste rocce. Il nostro itinerario prosegue per altri spettacoli. Percorrendo solo 10 km arriviamo a Valbelluna. Quello è il castello di Zumelle, ma prima andiamo alla Grotta Azzurra. Il sentiero è ben indicato e dal parcheggio del castello di Zumelle prosegue in discesa. Ragazzi, all'altezza del ponte, a questo ponte, si girerà a sinistra, vi faccio vedere dove. Intanto il mio fedele amico ho trovato per strada. Vieni! Dal parcheggio alla grotta ci si impiega circa 45 minuti. Guardate un'altra sorgente naturale qui sulla destra. Vale la pena di venire fin qui anche solo per la pace di queste sorgenti che diffondono un'atmosfera surreale davvero tutta da godere. Qui il torrente Ru ha scavato nella roccia circostante questa spettacolare forra dai colori incredibili. Guardate quanto è bella quest'acqua e soprattutto guardate quanto ha scavato il fiume. Torniamo nei nostri passi in questo ambiente eccezionale, un luogo magico. Lì, in cima al colle, si vede già la fortificazione di Zumelle. Tra storia e leggenda si racconta che il castello fu costruito attorno al 540 dai Goti. Qui si insediò il re Genserico e con il matrimonio con l'ancella Eudosia nacquero 2 gemelli. Da qui il nome Castrum Zumellarum, cioè il castello dei gemelli. Informazione utile. Per entrare al castello è richiesto un biglietto con il pagamento di 8 euro. Il castello di Zumelle è stato costruito sulla cima di un colle a strapiombo sul corso del torrente Terche ed è stato edificato sulle rovine di precedenti fortificazioni. Si pensa che gli antichi romani lo utilizzassero per presidiare la via Claudia Augusta, le cui possibili varianti passavano proprio di qua. Ma che panorama incredibile!
In un attimo ci si sente come un viandante dell'Alto Medioevo. Qui la torre è allestita secondo il modello della casa torre e accoglie il visitatore come se fosse un castellano. Questa, ad esempio, è la bottega di uno speziale, che allo stesso tempo era un imprenditore, un mercante e un artigiano. Il castello Zumelle è un'immersione in un periodo che sembra davvero lontano da noi. Ciò che non è cambiato è il panorama che stupisce sempre come un tempo. Anche l'itinerario di oggi è terminato, però prima di andare via mi raccomando, se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, seguitemi, campanella, insomma fate qualcosa per vedere se ci siete.